Non è questo il concetto di squadra, Migliaccio? Ma il concetto di squadra è che ognuno deve fare il suo, cioè che ognuno di noi ha delle caratteristiche, ecco, magari il mio compito è quello di recuperare palla e, ecco, e darla a Liverani o a Miccoli o al Simplicio o a Pastore, che poi loro hanno altre qualità, quindi ognuno di noi, ecco, se ognuno di noi già riuscisse a fare il suo già sarebbe tanto, ecco, non sempre riesce, quando riesce le cose vanno abbastanza bene. Sì, è normale che comunque bisogna rimanere coi piedi per terra, certo, questo è ovvio. Per quanto riguarda la politica dei giovani, sicuramente è un aspetto positivo, però ecco, adesso le cose vanno bene, poi magari ecco, dando anche sui giovani, come comunque non è detto che puntando su gente più esperta le cose possono andare meglio, però è normale che comunque con i giovani serve un po' più di pazienza. È una Riguardo al scelta, sogno, certo, è una sì, scelta. sì, infatti è una scelta. Riguardo al sogno, la Champions è un sogno, lo sappiamo anche noi e ne siamo ben consapevoli, perché comunque dimentichiamoci che ci sono squadre ben attrezzate, ecco, proprio per quei obiettivi. La società, per l'amor di Dio, non ci ha chiesto la Champions. Il nostro obiettivo è quello lì di tornare in Europa come primo obiettivo, poi con un progetto a lungo termine in futuro, con un presidente ambizioso come il nostro, potremo puntare anche alla Champions, però per il momento rimane un sogno. Personalmente per me non è cambiato nulla, in che senso? Io come mi allenavo con Tenga, così mi alleno con De Rossi, per me è la stessa cosa, perché è proprio una questione, ma così come credo anche i miei compagni di squadra, è una questione di professionalità, ecco, di amor proprio. È cambiato qualcosa sicuramente nell'allenatore che è subentrato a trasmetterci magari un po' più di sicurezza, ha portato un po' di entusiasmo e poi i risultati comunque aiutano. Beh, Ecco, Giulio, però è anche vero che ognuno è tornato al proprio posto, una semplificazione. assolutamente. Il Sì, calcio, sì, sì, il è calcio è, vero. è roba semplice in fondo. Se uno vuol fare il fenomeno, certe volte scombina tante situazioni, ma che tu abbia un ruolo ben preciso, che tu sia bravo per esempio in certe situazioni, lo sapevamo prima, lo sappiamo anche adesso. Il fatto che tu ti sia impegnato e sia ritornato in prima fila è una grande soddisfazione, una grande vittoria tua, però dico c'è voluto anche un allenatore che avendo riconosciuto quello che sai fare abbia detto insomma sì dai gioca al tuo Cioè non posto. è uno Sì, stopper. di questo bisogna dare grande merito a Telio Rossi, perché comunque lui è appena arrivato ha messo subito dei paletti. I Certo, centrocampisti fanno i centrocampisti, noi giochiamo un certo modulo. certo, bravo. Ecco, e in questo è stato bravo. Io guarda, Telio Rossi lo conosco dai tempi dell'Atalanta. Eh. Gli sarò sempre riconoscente perché è lui che mi ha portato in Serie A. Io dopo 40 partite in B mi sono trovato in A e questo grazie a lui. Quindi tutti quanti sanno la stima che io provo in questo allenatore. Però ecco, io sinceramente anche con l'altro allenatore, con Tenga, ecco, pur facendomi giocare in un ruolo non mio, io ecco, lo ringrazierò perché soprattutto sotto l'aspetto proprio umano mi ha insegnato tanto. Devo sempre dire cosa è cambiato, come mai, capito? No, ma Perché a volte può sembrare che magari uno con l'allenatore si comporta in un modo, no, assolutamente invece non è assolutamente non era vero. questa la mia intenzione. Il mio discorso Sì. tendeva invece a dire che sì, vi allenavate bene prima, vi allenate bene adesso, ma in campo c'è un altro risultato, nel senso che in campo le cose vanno meglio, vuoi per Certo. l'identità che è stata data al gioco, vuoi perché ognuno è al suo posto, vuoi per l'entusiasmo di cui parlavi tu. Insomma, il cambiamento è evidente, non parlo... Assolutamente, questi sono soprattutto i meriti dell'allenatore. Io mi sento un giovane vecchio. Sono No, 28, quindi direi a proprio... sì, no, Paolo, guarda, a inizio anno in preparazione ho detto che il miglior acquisto, la migliore scelta ecco, che ha potuto fare la società era quello lì proprio di riconfermare lo zoccolo duro. Ecco, di ripartire dai 57 punti dell'anno scorso,
che non sono pochi, secondo me quella lì è stata una mossa azzeccatissima. E in più la società comunque ha puntato su Pastore, su Bertolo, i vari Hernandez, che comunque piano piano Sirigu si stanno integrando alla grande. E in questo comunque c'è da dare merito a qualche giocatori un po' più esperti che nei momenti opportuni riescono a dare dei consigli giusti ai ragazzi. Esatto. Ma è un ruolo anche che vi affida Rossi, quello in qualche maniera di, non dico proteggere, ma di tutelare i ragazzi che stanno crescendo? Ma non è che se lo affida un allenatore, quello secondo me o ce l'hai o non ce l'hai. Diventa automatico. Sì, ecco, diventa una cosa automatica. Ad esempio io personalmente mi viene spontaneo da una pacca sulle spalle un ragazzo di 20 anni che magari è un po' in difficoltà, ecco, mi viene di dare un consiglio. Esatto. In settimana ho affrontato il discorso Michelizzi, ad esempio. Ci sono rimasto malissimo, perché dopo tutti i consigli che gli ho dato, è sempre una pacca sulle spalle, sempre una corsa in più per lui. Poi ecco, partita senza nemmeno un saluto, sinceramente ci sono rimasto veramente male. Hai ragione. Ecco, Una delusione. Inconcepibile. Lei ha usato un termine giusto, ecco, la passione, che è proprio il termine che mi si addice di più, perché in effetti è quella una delle mie caratteristiche principali. Per quanto riguarda, ecco, c'era un allenatore che io, mister Colantuono, che ho avuto per 3 o 4 anni. Era proprio lui che mi spingeva più di tutti a invogliarmi, ecco, vai, spingi di più davanti, perché comunque hai forza e tempo. Sono un giocatore che puoi fare 4-5 gol ogni anno. Però è proprio una mia caratteristica, mi occupo a volte, ecco, mi focalizzo troppo sulla fase difensiva. Ecco, a volte questo è un mio limite. È un mio limite perché... Io aggiungerei meno male però in alcuni casi, Migliaccio. Sì, ma perché io amo molto la fase difensiva. Mi esalto molto quando hanno la palla gli avversari. Quindi a volte, ecco, mi limito un po' nella fase offensiva. Ed è un limite. Però Giulio 3 gol l'anno scorso li ha fatti, 3 l'anno su 1 quest'anno nel derby, già per un centrocampista o addirittura un difensore in taluni casi non è che sono proprio pochissimi. Per l'anno scorso ho battuto il mio record. Infatti. Facendo 3 gol. Però dico Giulio, Sì. visto che negli allenamenti non hai niente da migliorare, la fase offensiva per me sei perfetto, perché non chiedi a Delio Rossi di farti allenare più su questi fondamentali che sono secondo me la tua vera completezza? Perché non chiederlo? Perché non provare? Mister, mi scusi, ma non ho sentito bene la domanda. Dico, mi sembra che tu ti sia accontentato di fare bene solo la fase difensiva. No, beh. Hai tanti allenamenti davanti a te, perché non provarci? Per l'amor di Dio, è normale che io provo a migliorare i miei, tra virgolette, limiti. Quindi comunque sicuramente è un obiettivo che già mi sono posto, ecco, quello di migliorare nella fase offensiva. Partiamo dal presupposto che se proprio deve arrivare qualcuno che riesce a fare la differenza, che ben venga. Però ripeto, io sono fierissimo dei miei compagni di squadra. Abbiamo un ottimo direttore sportivo, quindi lascia a lui, ci mancherebbe, il compito è di decidere se serve o meno che forza. Ma sinceramente no. A me non interessa sinceramente quando può guadagnare un mio compagno di squadra. Io sono contento del mio ingaggio. Se arriva qualcun altro che guadagna di più, bravo lui. Sinceramente io guardo in casa mia. Forse è stato più affrontato un discorso di concorrenza, per togliere, magari l'anno scorso ho letto più volte di non rovinare certi equilibri, però su questo sinceramente, ecco, anche in mezzo al campo ne siamo 8. Quindi se si parla tanto di un attaccante così, sinceramente se prendi qualcuno che può darci una mano che ben venga, però ripeto, io sono contento di come stiamo. C'è stato soltanto un momento, ecco, che potevo lasciare il palestra, ed è stato a gennaio dell'anno scorso, quando comunque con l'allenatore che avevamo l'anno scorso non andavo. Dopo la partita di Bologna, per intenderci.
l'ho detto più volte, se sono rimasto è grazie soprattutto a Zamparini, perché è poi soprattutto al mio carattere, che è andato via da sconfitto e non fa parte del mio carattere, quindi ho deciso di rimanere e tornare protagonista. Infatti l'anno scorso, secondo me, da gennaio in poi sono stati i miei 6 mesi più belli da quando gioco a calcio. Ma io vivo la realtà sinceramente che per me Palermo non è un punto, ecco, non è un punto, per me è un punto d'arrivo. Cioè io qui sto benissimo, mia moglie si trova bene, la famiglia sta bene, una città molto simile a Napoli, quindi per me ci sono tutti, è una piazza comunque molto ambiziosa. Quindi sinceramente se devo cambiare Palermo per un'altra piazza tipo Genova, Sampo, Udine, penso tutta la vita a Palermo, assolutamente.